Oggi è il terzo giorno della settimana evangelistica sotto la tenda della Chiesa Cristiana Evangelica Adi di Favara. La tensostruttura è installata da lunedì scorso in piazza Cavour e ci resterà fino a domenica, poi si sposterà ad Agrigento. Ogni sera si svolgono culti di adorazione al Signore, durante i quali si legge e si medita la parola di Dio. Il tutto è accompagnato da inni di lode e di adorazione, preghiere e testimonianze di persone che hanno ricevuto dei miracoli da Dio. L'invito è quello di credere in Gesù Cristo come Figlio di Dio vivente e potente da operare prodigi e miracoli anche oggi come 2000 anni fa. Ogni sera al pulpito si alternano diversi pastori delle chiese consorelle. Oggi è il turno di Cosimo Sgro, pastore della chiesa di Palma di Montechiaro. L'inizio delle riunioni è per tutte le sere alle ore 20:30, tranne che per domani sera, giovedì, si inizierà alle ore 20. Domenica sarà ospite il pastore Alfonso Faseli con la grande corale della chiesa di San Biagio Platani da lui curata. Paolo Garrisi, pastore della Chiesa Evangelica di Favara, sono trascorse le prime due serate, nella terza chi ci sarà come ospite? Avremo con noi il fratello Cosimo Sgro, pastore della chiesa di Palma di Montechiaro, che è stato anche pastore a Favara qualche anno fa. Siamo qui in piazza Cavour ancora questa sera, nella giornata di giovedì, con inizio alle ore 20 soltanto per questa occasione, mentre questa sera alle ore 20:30. Come ormai consueto abbiamo il piacere di parlare di Cristo Gesù quale Salvatore della nostra vita, e il nostro scopo è quello di poter raccontare agli altri e dire che Gesù è il Salvatore della vita di tutti gli uomini che si affidano a Lui.